bello, mi devo girare quasi a 360 gradi per vedervi tutti. C'è qualcuno dietro l'albero? No. È strano, prima quando stavamo insomma facendo il sound check ero così rilassato, adesso invece già mi sento un po' la responsabilità di essere in un luogo così bello, ma veramente. Avere insomma questa opportunità, ecco, a volte si usano delle parole un po' esagerate, però dire che questa è unica mi sembra piuttosto adeguato, ecco, non sto mentendo. Grazie. Niente, questo brano col quale ho iniziato è un brano di Michael Hedges, un grandissimo chitarrista che purtroppo ha abbandonato la scena musicale e anche la vita prematuramente, quando ancora sicuramente avrebbe potuto tracciare strade nuove, strade vergini, strade non percorse da nessun altro prima di lui nel mondo della chitarra acustica. Io vi ho voluto proporre Arrowhead, dal suo ultimissimo disco, che non aveva neanche completato quando poi se n'è andato. Vi proporrò anche almeno un altro brano suo per farvi un po' capire e comprendere da dove viene questo mondo, quali sono le radici appunto di questa maniera di suonare la chitarra acustica. Adesso invece cominciamo un po' con il mio repertorio. Tutti i brani che io ho scritto hanno una corrispondenza nel mondo delle idee, non sono solamente dei brani strumentali che sono una concatenazione di note, ma hanno secondo me un loro significato, vogliono raccontare una storia, hanno lo scopo di tradurre in musica qualcosa di diverso, non solo musica nella sua purezza più estrema. Infatti nel brano che sto per suonarvi volevo un po' tradurre in musica una storia, anche se vogliamo non originalissima, una rielaborazione di un concetto già espresso anche nell'epica insomma della letteratura dell'umanità. È quello del viaggio, di un viaggio che a un certo punto del percorso trova una difficoltà che incontra il suo protagonista perché viene attratto da una melodia bellissima, da una melodia suadente, e allora deve per forza di cose cercarne l'origine, ma questo appunto lo porta a dover affrontare un pericolo che quasi gli sottrae la vita, e allora deve desistere, suo malgrado e anche con grande sofferenza, perché sente affievolirsi e allontanarsi questo canto. Io allora l'ho appunto intitolato Sirena, mi riconduco a una letteratura, insomma a un concetto più ampio, però io l'ho tradotto così in musica per chitarra acustica. Sirena.